Che l'università forma in maniera eccezionale. Noi investiamo su molti professionisti perché compriamo le migliori tecnologie, gli facciamo partecipare ai migliori corsi, possono avere una base anche di statistica importante, di patologie, di sperimentazioni, e dopodiché tu ti ritrovi che proprio perché l'offerta sul mercato è alta hanno offerte anche molto più importanti e se ne vanno. Il mercato è fatto così, noi dobbiamo fare in modo che l'offerta sul mercato resti comunque interessante, ma che la domanda sia anche altrettanto interessante in maniera tale che ci siano medici a sufficienza per far tutto. Regione e Ordine dei Medici fanno quadrato per evitare un'emorragia di personale sanitario. Alla cronica mancanza di camici bianchi si aggiungono ora anche talent scout stranieri che cercano specializzandi o specializzati. Anestesisti, pediatri e internisti, i profili più richiesti. Non solo, anche ostetrica e infermieri sono molto ricercati. Non bastasse questo, un altro spettro si aggira per le corsie, questa volta legato all'introduzione della riforma pensionistica, che potrebbe spingere molti medici a lasciare prima. Non possiamo attribuire alla quota 100 il problema della sanità. Il problema della sanità è un problema di scarsa, mancata programmazione, visto e considerato che si dice che a livello nazionale in proiezione mancheranno 56.000 medici a prescindere dalla quota 100. La verità è che il numero chiuso delle università ha peggiorato la situazione, la verità è che 20 anni fa dicevano ai ragazzi che si iscrivevano all'università che medicina non sarebbe stata una buona scelta, oggi siamo senza medici, la verità è che dobbiamo pensare che molti medici neolaureati debbono essere messi assolutamente nelle condizioni di lavorare anche prima della specializzazione. Ed infine, lo dico, a quei medici di altissima professionalità che sono costretti ad andare in pensione perché comunque la legge prevede questo, dovremmo anche pensare per quei medici la possibilità di una contrattazione con gli enti pubblici, con le regioni, per restare magari 1 anno, 2 anni, quello che possono, visto e considerato che rinunciamo a grandi professionalità nel pieno della loro attività perché c'è scritto da qualche parte che devono andare in pensione.